rinviare diciamo, questa proposta di delibera alla commissione consigliare. In modo la commissione si adegua, si aggiorna con le nuove normative e faccia un regolamento e quindi non andiamo più diciamo, agli interventi così a macchine di leopardo. Quindi si fa il regolamento, si stabiliscono le regole, si vota in consiglio comunale, quindi poi saranno le forze di polizia locali a mettere in atto per effettuare la deliberato la commissione consigliare e con il consiglio. Allora, la delibera assume ovviamente la veste anche di emendamento, perché la delibera ovviamente era una delibera completa, per cui il sindaco ha fatto un emendamento dalla commissione consigliare. Quindi votiamo l'emendamento relativamente all'invio alla competente commissione consigliare per l'adozione di un regolamento relativo al gioco di azzardo. Chi è favorevole alza la mano. Allora, 10 voti favorevoli, gruppi di maggioranza, più sindaco, più consigliere Russi, unanimità. Si vota per immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole alza la mano. 10 voti favorevoli, gruppi di maggioranza, più sindaco, più consigliere Russi, unanimità. La delibera è approvata. Si passa alla discussione del 10° punto all'ordine del giorno, modifiche di integrazione delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 3/12/2012, legge regionale Campania numero 19 del 2009, relazione all'assessore Prospero Gentile. La delibera è più pensante quanto più rapido possibile. Allora, premesso che il comune di Nicola sarà dotato di piano regolatore comunale che poi della Regione Campania con la legge numero 19 istituito missioni di piano di qualificazione della riconoscenza che il comune di Nicola sarà il numero 15 del 2010 del 2015 che si rende i regolamenti richiamati la propria volontà di non lavorare a questa programmazione di dovrà approvare provvedimenti per l'applicazione della legge regionale numero 19 del 2009. Con delibera del Consiglio Comunale numero 47, interamente richiamati, si stabilirono gli indirizzi per la stipula delle convenzioni di cui al comma 6, articolo 7 della legge regionale numero 19 del 2009. Poi, dato atto che la società Anarley quale proprietario del fabbricato di San Nicola allo Stato in via Pasolini numero 8 in catastro foglio 3 particella 5016 dal numero 61 presentava in data di 39 gennaio 2011 modifica e prospetta le case di considerazione dell'identità immobiliare senza il progetto piano passa che citato come 6 prevede che il mutamento della selezione dall'ufficio ai fini abitativi consentirà una previsione edilizia convenzionata in misura non inferiore al 20% del volume dell'edificio stesso, che per disciplinare tali progetti divisi con delibera del Consiglio Comunale numero 47 sono stati fissati i parametri e gli indirizzi che in applicazione di questa delibera consigliare numero 47 è stata approvata con delibera poi della Giunta Comunale lo schema di convenzione con il Comune di San Nicola Stato e la società Anarley SRL che in data 10/12/2012 è stato nominato dal Tribunale Santa Maria Capua a seguito del sequestro giudiziario con provvedimento numero 30 del 30/11/2012 dell'immobile del fuoco di proprietà di Anarley è stato nominato custode giudiziario e amministratore del dottor Pietro Luca Bevilacqua. Attesa che il Tribunale di Santa Maria Capua sezione del giudice con un provvedimento datato 22 aprile 2013 che si allega in copia quale amministratore giudiziario del dottor Bevilacqua di modificare alcune condizioni dello schema di convenzione approvato con delibera di numero 47 del 2012 in applicazione della legge del Consiglio Comunale 47 è considerato che l'amministrazione comunale specifico
debba sopra la funzione di salvaguardia degli interessi generali, per ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, ritenuto che dover procedere, modificare e integrare il punto 4 del deliberato di cui al richiamato atto del numero 47 del 2012, tutto ciò previsto, propone di deliberare, approvare le premesse per l'effetto dello qui resti integralmente trascritte, confermare quanto stabilito con la delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 2012, che si intende richiamata. Il punto 4 viene così modificato, quindi facciamo questa modifica: stabilire che gli acquirenti degli alloggi degli edifici convenzionali, punto A, dovranno avere la residenza del comune di San Nicola la strada alla data della stipula notarile di compravendita. Non devono essere già proprietari di altre abitazioni, devono essere prevalentemente o giovani coppie o coppie anziane. Nel caso di una coppia di giovani coppie, almeno un componente dovrà avere residenza nel comune di San Nicola Strada di un minimo di 5 anni dalla data di stipula dell'atto da di compravendita. B. Questo è quello che noi aggiungiamo. Nel caso in cui decorsi i mesi 6 dall'inizio della vendita degli alloggi da comunicare per iscritta a questa amministrazione, per le idonee pubblicità, che non vi fossero chieste da parte dei cittadini possesso del requisito relativo alla residenza di San Nicola Strada almeno 5 anni alla data della stipula dell'atto notarile di compravendita, è consentita la cessione di alloggi anche a giovani coppie di anziani residenti da almeno 5 anni nel comune di San Nicola Strada. In via solo subordinata a tal punto potranno essere ceduti gli immobili anche a coloro che comunque devono possedere i requisiti di cui alla lettera A e B. Stabilire altresì che la parte venditrice deve riservare ulteriore agevolazione agli acquirenti che, oltre a ritenere nelle precedenti parificazioni, siano diversamente abili. L'assessore la modifica e integrazione della delibera comunale numero 47 del 12 e io propongo di bocciare quest'altro deliberativo e ripristinare la vecchia delibera dei consigli comunali, atteso che dopo un'attenta riflessione anche dal punto di vista politico, ciò che è stato deliberato quasi all'unanimità l'anno scorso non debba essere rivisto, perché è un PM sul Ministero previsto ci debba, tra virgolette, dare dei suggerimenti. Con tutto il rispetto della magistratura, l'idea che il Consiglio Comunale è sovrano in queste decisioni. Quindi pertanto propongo la procedura di queste delibere e il ripristino delle vecchie delibere del Consiglio Comunale. Sarebbe la numero 47 del 13. Mi associo a quanto detto dal sindaco e come più chiara troviamo la delibera. Se ci sono ulteriori interventi, rispetto a questa vicenda io non partecipo alla votazione perché la delibera precedente, ce lo ricordo che è stata approvata, non è il mio voto favorevole e quindi ritengo di non dover entrare nella discussione dell'emendamento. se ci sono ulteriori interventi, Sempre consigliere Nuzzi, in merito a questa delibera, nell'epoca, se ricordate bene, io mi allontanai perché ritenevo opportuno non approvare quanto era stato detto dalla maggioranza all'epoca. Oggi invece dico, proprio in virtù di quanto detto il sindaco, per le economie locali che abbiamo noi come consiglio, l'obbligo, e certamente
ovviamente non per una sola società che ha un'attività, ciò che il Consiglio Supremo di questo Comune ha deliberato. Quindi se si ritorna alla vecchia delibera, così come ha detto il nostro sindaco, troverà sicuramente il mio voto favorevole. Lasciamo alle autonomie locali la possibilità almeno di gestire quelli che sono gli atti che sono già stati deliberati dalla stessa maggioranza e comunque insieme alla stessa opposizione che era all'epoca. Grazie. Se ci sono ulteriori interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Allora, non ci sono ulteriori interventi, ovviamente credo che sia abbastanza chiaro che per ritornare alla delibera precedente debba essere non approvata questa delibera che sia scontata. Quindi chi è favorevole alzi la mano? Non votiamo direttamente la delibera, sono state semplicemente dichiarazioni. Ci sono state solo delle dichiarazioni. No, solo delle dichiarazioni. Quindi chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario alzi la mano? Quindi 9 voti contrari, gruppi di maggioranza, più i consiglieri Nuzzi, eccetto consigliere Fabio Schiavo. Chi si astiene? Consigliere Fabio Schiavo. Quindi la delibera non è approvata. Si passa all'11° punto all'ordine del giorno. Comunicazioni in merito a variazioni di commissioni consigliari. Io devo darvi comunicazione in relazione alla variazione delle commissioni consigliari, tenendo presente che l'approvazione della delibera che abbiamo fatto relativamente alla modifica dell'articolo 10 e dell'articolo 12 del regolamento delle attività consigliari fa venire meno anche ovviamente questa comunicazione. Con l'occasione io invito ovviamente i consiglieri comunali che non sono ancora costituiti in gruppi formati da 2 persone a volerlo fare nel più breve tempo possibile e dare un'indicazione alla commissione di presidenza oppure in caso contrario dovranno aderire al gruppo. Comunque devo dare comunicazione della nuova composizione per quanto riguarda il gruppo misto. Prima commissione Zappella Agostino Stiamo Fatto, seconda commissione Santa Maria Vincenzo Nuzzi Enrico, terza commissione Mona Gennaro Stiamo Fatti, quarta commissione Nuzzi Enrico Stiamo Fatti, quinta commissione Santa Maria Vincenzo Mona Gennaro, sesta commissione Zappella Agostino Santa Maria Vincenzo. Non ci sono ulteriori argomenti all'ordine del